Fantastico, è fantastico. Ora abbiate pazienza, ma guardate come ci siamo ridotti. L'ultima chance sono io, un ex comico. Si presenta così, con una maschera di carnevale bianca sul volto, Beppe Grillo al popolo del Movimento 5 Stelle, assiepato in una piazza mercato a Marghera gremita da oltre 8.000 persone. Donne, giovani, anziani, bambini lo ascoltano in silenzio e lo applaudono. A tutti Grillo ribadisce il suo primo impegno. Quando dicono non avete un programma, uno solido, ce l'abbiamo, devono andare tutti a casa, subito. Marghera per 2 ore collegata con il mondo via streaming attraverso La Cosa, con 6.500 contatti e hashtag da Twitter che arrivano persino da un gruppo di marittimi italiani al largo delle coste del Senegal. E la piazza a Grillo risponde. Al mio 3 qualunquista, 1, 2, 3, qualunquista! Va bene così, ha registrato. Beh. Fa i complimenti ai veneziani per le battaglie contro l'inquinamento e il petrolchimico, paragonato alla vicenda Ilva di Taranto. Lancia il suo progetto per le piccole e medie imprese e annuncia a Treviso l'incontro con la categoria. Dietro di lui schierati i candidati veneti del Movimento 5 Stelle e anche il sindaco grillino di Mira, Alvise Maniero. È finito il tempo della delega. Non crediamo di cavarcela con la X sulla scheda. Guardate che tutto quello che non controlliamo, che non impariamo, che non capiamo da noi, va a vantaggio di qualcun altro che non lavora per forza per noi. A comizio finito, per Grillo è bagno di folla.